Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta pasta rummo vari formati 500 grammi a 75 centesimi. Passata di pomodoro Valfrutta 700 grammi a 85 centesimi. Tonno all'olio d'oliva Nostromo 3 per 70 grammi a 2,39 euro. Mandarini a 1,69 euro al chilo. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. La domenica sino alle 20. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. EMI, cos'ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da EMI perché EMI. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. EMI Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Meris, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella di Cecchè con il notiziario delle news dall'Ogliastra. Partiamo oggi parlando di un importante progetto, si chiama Progetto Passi, non lasciare indietro nessuno, accompagnare chi attraversa un percorso più complicato dando giusti strumenti, opportunità, un grande lavoro di squadra, quello portato avanti in 8 mesi dalla cooperativa baunese Schema Libero, una rete di 15 partner con il progetto Passi, promozione, accompagnamento, supporto e sostegno all'inclusione. Selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con un investimento di quasi 1 milione di euro sta costruendo un modello virtuoso di intervento per l'inclusione di minori in Ogliastra. La rete si allarga sino a Cagliari e Sassari. Il progetto ha già preso in carico 120 minori con fragilità e bisogni educativi speciali. Di questi il 61% con disturbi specifici dell'apprendimento, DSA, il 28% con autismo, il 25% disabilità intellettiva. Particolare attenzione alle famiglie economicamente fragili. Sono stati attivati 3 presidi socio-educativi sanitari a Tortolì. I risultati che stiamo ottenendo dimostrano come un intervento integrato e personalizzato può davvero fare la differenza, afferma Augusta Cabras, presidente di Schema Libero. Vedere che il 78% dei minori ha interazioni positive con i compagni di classe e che il 49% pratica attività sportive in gruppi misti ci conferma che stiamo percorrendo la strada giusta, sono le parole della presidente di Schema Libero. Ma ciò che ci riempie
di soddisfazione è soprattutto l'aumento dell'autostima, il miglioramento delle autonomie e la riduzione dell'isolamento che riscontriamo quotidianamente nelle ragazze e nei ragazzi nelle loro famiglie. In Ogliastra sono coinvolti i comuni di Baunei, Triei, Urzulei, Tortolì, la rete si allarga all'ASL Lanusei, l'Istituto Comprensivo di Tortolì, l'Associazione nel Mondo di Gio, il Centro Equestre Pastrengo, il Piccolo Principe. Il programma per il futuro è quello di realizzare anche un documentario, un podcast che darà voce ai ragazzi e alle famiglie, il loro punto di vista, le loro aspettative. Andiamo avanti ora, andiamo a Tortolì perché è stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo ecocentro comunale, il centro servizi nell'area industriale di Baccasara, che sostituisce la precedente struttura. Il centro è operativo con gli stessi orari dal lunedì al sabato dalle 14 alle 18 ed è stato realizzato per rendere il conferimento dei rifiuti più veloce e agevole grazie a una nuova organizzazione degli spazi con ingresso e uscita separati, che consente così di ridurre i tempi di attesa. Nel nuovo ecocentro è possibile finalmente conferire tutte le frazioni domestiche in un unico luogo, non come prima che bisognava differenziare in vari centri di raccolta. Nelle prossime settimane, una volta completate le autorizzazioni, sarà possibile conferire anche il secco e altre tipologie di rifiuti, compresi quelli pericolosi. La struttura è stata realizzata grazie ai fondi di bilancio comunali con il cofinanziamento della Regione Sardegna. La struttura è di proprietà comunale, garantisce una gestione più efficiente del servizio e ricadute positive anche per le casse comunali. Lo dice l'amministrazione comunale. Nei prossimi giorni, anzi è già stato pubblicato il nuovo bando di igiene urbana, bando di gara, che introdurrà nuovi servizi e il potenziamento di quelli esistenti senza un aumento dei costi per i cittadini. Andiamo avanti, restiamo su Tortolì. La sezione Avis di Tortolì ha donato un defibrillatore alla compagnia Barracellare. È stato consegnato durante una cerimonia che si è tenuta nei giorni scorsi nelle mani del capitano dei Barracelli Maurizio Lorrai, alla presenza del sindaco Marcello Ladu, del presidente dell'Avis Luca Russo, dell'assessora Irene Murro e della comandante della Polizia Municipale Marta Meloni. I Barracelli a presidio del territorio tortoliese sono ora dotati di uno strumento salvavita che può fare davvero la differenza in momenti di emergenza. Continua così il progetto di una Tortolì cardioprotetta. Si tratta questo del 10° defibrillatore pubblico in città, reso possibile grazie al contributo di privati e della comunità nel progetto portato avanti dall'Avis Comunale Tortolì Arbatax. Andiamo avanti. 7 comuni uniti per la tutela e la promozione del sardo, con attività nelle scuole, corsi di lingua, documentari e servizi. Al via lo sportello linguistico de Sugonnotto a Subenidore, con il comune di Loceri nel ruolo di capofila, insieme a Barisardo, Cardedo, Lanusei, Arsalini e il Bono. La nuova aggregazione ricalca lo storico assetto dell'Unione dei Comuni dell'Ogliastra. L'iniziativa è sostenuta da fondi regionali e prevede un programma di oltre 2000 ore di attività che si svilupperanno da gennaio 2026 a novembre 2027, guidato dalla società di servizi culturali SUIA. Gli operatori incaricati, Ivan Marongio e Alessandro Podda, lavoreranno per integrare la lingua sarda nella vita quotidiana, istituzionale ed educativa. Lo sportello offrirà consulenze a enti e cittadini, traduzione di atti amministrativi, supporto alla comunicazione pubblica, con l'obiettivo di rafforzare l'uso del sardo in ogni contesto. Il cuore del progetto batte nelle scuole. Sono previsti infatti laboratori didattici che spaziano dalla musica al ballo tradizionale e anche alla creazione di documenti di identità in lingua sarda. Il percorso formativo toccherà temi che spaziano dall'archeologia all'ambiente, alla storia locale, ma affronterà anche sfide sociali moderne come l'educazione alle emozioni e la prevenzione del bullismo. Chiudiamo ora con un appuntamento questa sera a Lanusei per la presentazione del libro Arbare di Vindice Lecis, uomo d'armi eppure di mondo. Nicola Montonaro insegue un sogno di libertà e di indipendenza che non lo abbandona neppure in uno dei momenti più cruciali dell'esistenza, quando il marchese d'Alagon, per ragioni di opportunità politica, prende le distanze proprie da lui. Il fidato condottiere del suo esercito lo fa
imprigionare. Di questa e altre vicende del prode Montonaro ci racconterà Vindice Lecis nel corso della presentazione del suo ultimo libro Arbarè. L'Ogliastra e gli Ogliastrini hanno giocato un ruolo decisivo nelle vicende del capitano Nicola Montonaro e del marchese Alagon. Di tutto questo si parlerà questa sera alla Nusei, nell'aula consigliare, alle 18 con l'autore che parlerà appunto del suo libro edito da Condaghes insieme a Gianluca Congiu. Appuntamento alle 18 nell'aula consigliare del comune di Lanusei. Vediamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Lui.